governo è al lavoro per evitare l'arrivo di una valanga di cartelle esattoriali. A rilento le domande di prestiti e finanziamenti sopra i 25.000 euro. Il servizio di Umberto Gambino. La pandemia blocca il fisco almeno per ora. Le notifiche di cartelle esattoriali e accertamenti fiscali potrebbero slittare al 30 settembre. Sono circa 25 milioni gli atti che comunque dovranno essere recapitati entro la fine dell'anno. Senza proroghe l'Agenzia delle Entrate farebbe partire da inizio giugno una raffica di atti e avvisi ai contribuenti. Tra le ipotesi anche la sospensione fino al 30 settembre dei pignoramenti su stipendi e conti correnti. Tutte norme sulle quali non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma che dovrebbero entrare nel decreto aprile, tuttora in preparazione. Quanto agli aiuti alle imprese, le risorse messe in campo dal governo per fronteggiare la crisi ancora non arrivano a tutti. I tempi per ottenere prestiti fino a 25.000 euro sono nel complesso veloci, anche se non tutte le banche accettano solo l'autocertificazione del richiedente. Più complicata e lenta l'erogazione di importi superiori ai 25.000 euro, per i quali occorre una garanzia doppia, dallo Stato e da Confidi. Per snellire le procedure il governo sta valutando correttivi, tenendo conto delle proposte delle associazioni di categoria.